Giallo a Cornuda, 50enne si toglie la vita nella sua abitazione. Una decina di giorni fa aveva denunciato la scomparsa della compagna. A Maser, ritrovata l'auto della donna. Rapinano una banca a Torreglia e fuggono con 2.000 euro. Poche ore dopo i due responsabili vengono arrestati dai carabinieri. Si tratta di due rapinatori in trasferta. Incendio in un appartamento a Conegliano, una coppia di anziani finisce all'ospedale, forse delle braci lasciate accese, la causa del rogo. Un 63enne di Gruaro è stato investito ed ucciso da un pirata della strada. L'incidente è accaduto ieri sera nel Pordenonese, caccia al responsabile. L'ex caserma Serena di Treviso come Cona si teme che quanto accaduto nel veneziano possa ripetersi anche nella Marca. Il problema segnalato in prefettura, linea dura del comune. Manette per un 37enne che ieri sera a Mestre, in preda ai fumi dell'alcol, ha maltrattato i suoi cani e poi ha sfogato la rabbia sulla compagna e sui poliziotti intervenuti per calmarlo. Via libera dall'Unione Europea all'utilizzo del glifosato come diserbante, ma il mondo dell'agricoltura chiarisce: non siamo noi ad abusarne. Presentato il calendario di eventi per il Natale a Venezia, mostre, show e mercatini, massima attenzione alla sicurezza con barriere mobili o in cemento. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca dal Trevigiano con il giallo di Cornuda. Un cinquantenne si è tolto la vita nella sua abitazione. Una decina di giorni fa aveva denunciato la scomparsa della compagna, una 43enne ucraina. L'auto della donna è stata ritrovata oggi a Maser in montagna ed è ora sono in corso le ricerche, ma sentiamo gli aggiornamenti al telefono da Maser. Anna Maria Parisi. Pronto, buongiorno. Sì, buonasera, mi trovo a Maser dove proprio questa mattina è stata ritrovata la macchina di una donna ucraina di 42 anni scomparsa una decina di giorni fa. La denuncia era stata presentata ai carabinieri proprio dal marito, un cinquantenne di Cornuda, Daniel Pascal Albanese, che si è tolto la vita impiccandosi nella sua casa di Cornuda di via Iona. Ed è da qui che inizia la vicenda, avvolta in un vero e proprio mistero. Dove è finita la moglie, la 42enne? Oggi gli uomini della protezione civile e dei carabinieri hanno setacciato a fondo i 3 comuni coinvolti, Montebelluno, Cornuda e Maser. Ed è proprio dal Monte Mostracin che si sono concentrate le ricerche, nulla è escluso. Il cinquantenne ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita, o lei si è allontanata autonomamente? Rimane il giallo della macchina ritrovata a Maser, una Mercedes grigia, la macchina era stata abbandonata. Domani mattina tavolo tecnico in prefettura per attivare le ricerche e da aggiungere che appunto tutte le piste al momento sono aperte e quindi nulla è escluso. Da Maser è tutto, linea allo studio. Ed ancora cronaca, questa volta dal Padovano, arrestati dai carabinieri 2 rapinatori in trasferta, sono accusati di un colpo in banca sui Colli Euganei. I residenti che segnalano l'uomo in fuga, 6 pattuglie arrivate dai vari comuni dei Colli Euganei, l'inseguimento in auto e a piedi e perfino l'elicottero, i cani. Alla fine i carabinieri mettono le manette ai 2 presunti rapinatori che pochi minuti prima avevano fatto irruzione in una banca di Torreglia. Sono entrambi siciliani di Messina, 36 e 38 anni, in trasferta per mettere a segno il colpo. Si tratta di 2 rapinatori sicuramente in trasferta, sono siciliani, sono originari del Messinese. Ora ci sono ancora verifiche e accertamenti in corso, finalizzati proprio a verificare se questo fosse il loro primo colpo oppure se fossero già da tempo in zona. I 2 entrano in banca con il volto nascosto da occhiali e cappello, indossando i guanti, uno ha un taglierino, legano i polsi con nastro adesivo, 3 impiegati e un cliente, quindi aspettano 20 minuti che si apra la cassaforte temporizzata. Arraffati 18.000 euro fuggono, ma i passanti avevano già chiamato il 112 attirati dagli strani movimenti che si vedevano all'interno, tanta paura per le vittime. Sono stati minuti sicuramente non facili per i dipendenti e i clienti presenti all'interno dell'istituto di credito.
però fortunatamente non ci sono stati feriti e quindi c'è stata anche così prontezza di riflessi e da parte di tutti. In 4 minuti i carabinieri sono sul posto e fermano il primo rapinatore, attracolla la borsa con i soldi, il complice è segnalato a piedi in fuga nelle campagne, manovra a tenaglia dei militari e finisce in manette anche lui. E rapina ieri sera all'orario di chiusura all'Old Wild West di Schio. 2 malviventi sono scappati con 1.500 euro in contanti. Hanno aspettato che tutti i clienti uscissero e sono entrati. In quel momento c'erano soltanto alcuni camerieri e la cassiera. Volto travisato, pistola in pugno, i soldi o sparo. Era quasi l'orario di chiusura ieri sera al ristorante Old Wild West in zona industriale a Schio, quando 2 uomini si sono introdotti, hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare i soldi della cassa. Circa 1.500 euro in contanti. Hanno preso il bottino e sono fuggiti a piedi. Immediato l'allarme ai carabinieri che ora sono sulle loro tracce. Nella zona sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero dare ai militari gli indizi utili per incastrarli. E torniamo con la cronaca nella Marca, a Conegliano, dove oggi 2 anziani sono finiti all'ospedale intossicati dal fumo per un incendio scoppiato nel loro appartamento. Immagini che raccontano da sole cosa ha rischiato l'87enne proprietario. E tutto pare, ma lo stabiliranno i vigili del fuoco, a causa di una disattenzione. Siamo in via Friuli a Conegliano, a ridosso della ferrovia, e questa è una palazzina ex atero di proprietà di singoli condomini. Al piano terra l'anziano protagonista vive da solo, autosufficiente e senza particolari problemi. Oggi pare abbia compiuto la disattenzione di lasciare alcune braccia vicino ad una tenda mentre si accingeva a fare il bagno. In pochi minuti l'intera stanza da letto è stata divorata dalle fiamme, mentre il fumo intenso ha invaso completamente l'abitazione, propagandosi per il resto dell'edificio. L'anziano ha avuto la forza di sbloccare i chiavistelli dell'entrata, mentre sul posto intervenivano 2 autopompe dei vigili del fuoco. Siamo arrivati sul posto, c'erano già le lingue di fuoco che venivano fuori dalle finestre e il signore, il residente, era in prossimità dell'entrata. Abbiamo provveduto a portarlo all'esterno, metterlo in sicurezza, e abbiamo provveduto anche ad evacuare le persone che erano al secondo piano fuori terra e al terzo piano. L'appartamento purtroppo a seguito dell'evento è inagibile perché la stanza dove ha preso fuoco è completamente distrutta. Non ci sono pericoli di staticità dell'immobile perché i residenti sopra possono stare tranquillamente, però l'appartamento in questione è inagibile. Oltre all'87enne è ricoverata anche una vicina di 89 anni, sempre per un principio di intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche il sindaco Fabio Chies e l'assessore Zambon, che si sono subito attivati per trovare un alloggio alternativo al pensionato. Il Comune in questi casi interviene sistematicamente dando un alloggio di emergenza e poi valuteremo che cosa ci sarà da fare. 4 costole rotte, 30 giorni di prognosi per Fra Germano, il frate aggredito e picchiato la scorsa notte. Sentiamo. Un'aggressione che fa male al corpo, ma anche al cuore. Sono 30 i giorni di prognosi che i sanitari hanno dato a Fra Germano. Il frate questuante aggredito e rapinato proprio davanti a casa, al convento della Madonna di Montecengio. I carabinieri di Schio sono sulle tracce dei suoi aggressori che ancora non sono stati individuati. 2 persone che lo hanno preso alle spalle con il volto coperto e che probabilmente conoscevano bene i suoi spostamenti, forse compaesani. Intanto tutta la comunità si è unita in preghiera per augurare una pronta guarigione al suo frate buono. Un 63enne di Gruaro è stato investito ed ucciso da un pirata della strada. L'incidente è accaduto ieri sera nel Pordenonese. Investito e ucciso da un pirata della strada, Andrea Stefanuto aveva 63 anni e in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la regionale 463 tra Cordovado e Ramuscello di Sesto a Reghena in provincia di Pordenone quando sarebbe stato colpito da dietro da un'auto il cui conducente dopo l'impatto è fuggito senza prestare soccorso. È stato un passante a notare il corpo oramai privo di vita del 63enne riverso in un fossato e a dare l'allarme. Inutile perciò l'intervento dei sanitari dell'ambulanza con rianimatore perché Andrea Stefanuto era già aspirato. I carabinieri della compagnia di Pordenone stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunale che potrebbero avere incastrato l'automobilista. Il 63enne risiedeva a Gruaro e ieri sera attorno alle 18:30 stava rientrando a casa dopo aver finito di lavorare alla Car International, una ditta di autodemolizioni e ricambi.
L'ex caserma Serena come Cona, il rischio che nella caserma tra Dossona e Treviso si verifichi una protesta dei richiedenti asilo come nel veneziano ha spinto la società che gestisce il centro a segnalare il problema alla prefettura. Intanto è linea dura del comune sia nei confronti dei migranti sia di chi li fomenta. Non accetteremo nessun tipo di ricatto, non permetteremo nessun tipo di disordine. L'ex caserma Serena di nuovo sorvegliata speciale, voci insistenti di movimenti intorno alla struttura hanno spinto Gian Lorenzo Marinese, presidente della nuova facility, a segnalare a prefettura e forze dell'ordine il rischio che i migranti inscenino una protesta come quella di Cona nel veneziano, che ha portato centinaia di loro a vagare per giorni senza meta. Il timore serpeggia tra gli stessi operatori, a fomentare la mobilitazione sarebbero i centri sociali. Ai nostri microfoni i rappresentanti del Django avevano definito inevitabile nei giorni scorsi una protesta anche a Treviso. Il comune è ferreo. Osserviamo e monitoriamo costantemente, quotidianamente queste realtà. È evidente che quanto successo a Cona e Conetta non sono segnali che non possono non farci preoccupare. A Treviso non dovrà mai e poi mai capitare una cosa di questo genere. Manifestazioni, iniziative che turbino l'ordine, la quiete e la serenità di una comunità, abbiamo il dovere e l'impegno di bloccarle, anzi direi quasi di stroncarle sul nascere. Messaggio chiaro del vice sindaco anche a eventuali fomentatori, ma intorno all'ex Serena i residenti, i primi ad accorgersi dei movimenti sospetti, sono inquieti e per la Lega Nord c'è poco da stupirsi. Per noi la caserma Serena è sempre stata una polveriera pronta ad esplodere e prima o poi questo succederà. Del resto è figlia di una logica dell'immigrazione che ci ha sempre visti contrari, alla quale però ci ha obbligato il Partito Democratico e non credo che sarà il Partito Democratico a portarci fuori da questa logica dell'immigrazione. Andiamo ora a Mestre con la cronaca, manette per un 37enne che ieri sera in preda ai fumi dell'alcol ha maltrattato i suoi cani e poi ha sfogato la sua rabbia contro la compagna e i poliziotti intervenuti per calmarlo. È stato attuato anche il protocollo EVA, la procedura prevista nei casi di violenza sulle donne nei confronti di un 37enne che ieri sera ha minacciato la sua donna, che si era rivolta alla polizia perché impaurita dal comportamento del compagno. La donna era stata avvisata da un conoscente che il fidanzato, in preda ai fumi dell'alcol, stava maltrattando i suoi cani al bar L'Altro Verdi, teatro della follia, la zona di via Piraghetto a Mestre. È lì che le volanti della questura hanno rintracciato l'uomo. Gli agenti l'hanno esortato a rientrare a casa riconsegnando i cani alle cure della donna. Sembrava tutto finito, invece il 37enne, ancora palesemente alterato dall'alcol, è tornato a casa ma ha trovato la porta sbarrata. La fidanzata, spaventata, non ha inteso farlo entrare. Lo ha imprecato, l'ha minacciata e la donna, al telefono con la sorella, chiede di chiamare di nuovo la polizia. L'uomo, italiano, nato in Cile con precedenti legati a furto e spaccio, alla vista degli agenti perde letteralmente le staffe. Ne afferra uno per il collo e per neutralizzarlo i colleghi sono costretti a usare lo spray al peperoncino. È solo in quel momento che i poliziotti riescono ad ammanettarlo e a portarlo in questura. Nei suoi confronti l'accusa di resistenza, violenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla segnalazione per le minacce rivolte alla compagna. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Autobus di notte sempre più pericolosi nella terraferma veneziana. Sentiamo. Nuova aggressione a un autista a CTV da parte di passeggeri ubriachi e violenti. I fatti risalgono a sabato sera poco dopo le 21, quando un ungherese e un venezuelano sui 40 anni, palesemente alterati dall'alcol, se la sono presa col conducente della linea 53E, reo di non aver aperto loro le porte dell'entrata per farli scendere in via Fratelli Bandiera. Uno dei due ha lanciato con tutta la propria forza una bottiglia di vetro contro l'autista, mancandolo per un soffio. A placare gli animi è intervenuta una volante della polizia, chiamata dallo stesso conducente. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Noi esprimiamo solidarietà a questo autista innanzitutto e chiaramente dovremo assolutamente prendere coscienza della situazione, soprattutto nelle corse notturne, perché i rischi sono tanti.
questi nostri collaboratori e lavoratori meritano rispetto e faremo di tutto perché questo avvenga, e quindi grande solidarietà da parte del Comune per quello che è accaduto, ma saremo inflessibili verso chi ha commesso questi reati. Soltanto nell'ultimo mese si registrano la frattura al setto nasale di un controllore a causa della reazione di un italiano senza biglietto e una guardia giurata semistrangolata da un altro passeggero per aver preso le difese di un autista. I problemi per il personale di ACTV si verificano soprattutto nelle ore notturne, con i mezzi semivuoti e frequentati da personaggi poco raccomandabili. Revocata la libertà vigilata per il figlio di Totò Riina, ora andrà in una casa lavoro per un anno. Contatti con spacciatori per acquistare dosi di cocaina ci sarebbero gli esiti dell'inchiesta avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia alla base della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Padova che ha revocato la libertà vigilata a Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss di Cosa Nostra. A Padova da 6 anni, dove sta scontando una condanna per associazione mafiosa, Riina era in regime di sorveglianza speciale, lavorava in una comunità cittadina. Adesso andrà in una casa lavoro per un anno. Via libera dall'Unione Europea all'utilizzo del glifosato, il contestato diserbante, ma il mondo dell'agricoltura chiarisce, non siamo noi ad abusarne. Buona parte del prodotto glifosato o glifosate che si voglia dire non viene utilizzato in agricoltura, bensì in altre strutture, anche ambienti dove ci sono interessi di pubblica utilità. Parte da questi distinguo il commento sulla proroga di altri 5 anni del glifosato approvata dall'Unione Europea. Un voto che ha subito innescato le inevitabili polemiche da parte degli ambientalisti per un composto inventato negli anni 70 e che in breve è diventato il disseccante più diffuso al mondo. Fattori positivi stanno nella bassa penetrazione al suolo, massimo 20 cm, e nella veloce biodegradabilità grazie a dei batteri presenti al suolo. Fattore negativo è l'inclusione tra i prodotti cancerogeni al pari del DDT e degli steroidi anabolizzanti. Per questo, ad esempio, il glifosato non può essere utilizzato come disseccante sotto i filari del Prosecco, sottoposti al disciplinare del Superiore di Conegliano e Valdobbiadene. Per gli agricoltori né non lo buttano nella pentola, né ce lo possiamo permettere di metterlo nella medica, nel mais e in altri prodotti. A me mio padre, quando ero bambino, mi ha insegnato in dialetto con il solzariolo e il rumariolo, che sarebbe qui per andare a muovere la terra, no? Di muovere la terra perché la terra si ossigena, la terra si dà vita. Produttore che alla fine sottolinea: l'Europa che ha prorogato questo prodotto, che per noi si può togliere quando si vuole, l'ha fatto per l'agricoltura o l'ha fatto invece per le ferrovie dello Stato, per le strade, per i comuni? Il Consiglio Comunale di Due Carrare ha dato il via libera al contestato centro commerciale a ridosso del Castello del Cataio. Circa 300 persone hanno protestato. A nulla sono valsi mesi di appelli, manifestazioni, raccolte di firme, interrogazioni parlamentari e prese di posizione di cittadini, comitati, associazioni di categoria, sindaci, parlamentari e persino celebrità. Il Consiglio Comunale di Due Carrare tira dritto e dà il via libera al progetto del centro commerciale più grande del Veneto a ridosso del Castello del Cataio, un progetto contestato per l'impatto ambientale ed economico che avrà nell'area, un progetto approvato mentre circa 300 persone si radunavano per protestare ancora una volta contro la decisione con slogan e striscioni. Si sono di fatto ignorate le prese di posizione di migliaia e migliaia di persone, centinaia di persone che hanno sfilato in corteo, le centinaia di persone presenti anche ieri sera all'interno del Consiglio Comunale. L'amministrazione comunale di Due Carrare riceverà in cambio soldi e opere pubbliche, la società assumerà personale del territorio, il sindaco Davide Moro ha chiesto misure per rendere il centro meno visibile possibile, come 2 terrapieni che verranno realizzati per nascondere la vista dell'opera ai turisti dei Colli Euganei, ma la vicenda pare tutt'altro che chiusa, in tanti non si rassegnano ad un progetto non condiviso neanche dai comuni vicini. Non riteniamo chiusa la partita, non riteniamo la battaglia persa, ma useremo ogni mezzo, ogni iniziativa possibile per cercare di bloccare quest'opera. Il nodo irrisolto dell'ospedale di Padova, ora con le opposizioni del sindaco Giordani all'attacco.
La vicenda dell'ospedale di Padova sta prendendo una piega surreale. Il sindaco Giordani, arroccato nelle sue posizioni dopo il muro contro muro a Palazzo Balbi con Zaia, continua a sostenere che le aree di San Lazzaro non verranno mai cedute gratuitamente, rischiando di perdere l'ipotesi del doppio polo, l'unica in grado di poter soddisfare anche una parte della sua maggioranza legata a Coalizione Civica. Uno schema complicato e fragile di equilibri politici, quello in cui si sta muovendo il sindaco di Padova, che poco importa ai padovani che chiedono di avere solo un nuovo ospedale. Intanto l'attacco a Giordani arriva anche dall'opposizione, che chiede un consiglio comunale ad hoc in cui il sindaco dovrà riferire personalmente sulla questione del policlinico. Deve spiegarci il sindaco perché impuntarsi sul pagamento dell'area di 20 milioni quando in realtà il riscontro per la città è molto superiore. Bitonci ha confermato che il giorno della sua caduta, il 12 novembre del 2016, inviò una posta certificata con la cessione gratuita delle aree. L'accordo di programma poteva essere firmato dal commissario mandato a traghettare il comune, ma Michele Penta misteriosamente a gennaio lasciò l'incarico. Perché è arrivata quella telefonata da Roma e perché un commissario prefettizio debba rispondere alla politica e non ai tecnici e non alla regione e non all'università, che ha bisogno ovviamente di questo nuovo polo della salute. Quindi questo dovrà essere assolutamente chiarito, secondo me anche in sede penale. Ed ora andiamo a Venezia, dove è già tutto pronto per il Natale 2017. 38 giorni di animazione, musica e 300 appuntamenti in tutto il territorio comunale. Il Natale in Laguna in terraferma comincia il 1° dicembre per chiudersi dopo l'Epifania. Tutto è pronto per iniziare la festa con l'apertura delle 3 piste di pattinaggio a Mestre, Marghera e Venezia, 28 alberi di Natale, un presepe sul Marzenego, 2 regate, 6 corse, 18 mercatini per un totale di 35 casette, 31 concerti nelle chiese, nelle piazze, nei parchi e nei teatri grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice, che ancora una volta porterà la sua orchestra in tutto il territorio della città metropolitana, scuole comprese. Noi avremo, naturalmente basandoci principalmente sulle 2 grandi piazze di questa nostra bella città, in particolare appunto Piazza Ferretto e Piazza San Marco, ma partendo da questo, senza trascurare penso Marghera e quant'altro da un lato e il Lido di Venezia da un altro lato, un programma veramente straordinario. Dal punto di vista logistico confermate le aperture dei varchi ZTL, le nuove tariffe agevolate delle strisce blu e la prima ora di sosta a €1 nel parcheggio di Via Costa per rendere più semplice l'accesso al centro. Per quanto riguarda la sicurezza, infine l'amministrazione annuncia che ottempererà al decreto Minniti, posizionando barriere mobili o in cemento dove la situazione lo richiederà. E siamo al termine di questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG, torna anche questa sera 20:10, ospiti in studio Stefano Fracasso, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Regione Veneto, e Massimo Candura, segretario cittadino della Lega Nord di Treviso. È tutto dunque, ci salutiamo come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Molte nubi e tempo instabile sulle nostre regioni, con qualche pioggia e nevicate in montagna. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà coperto su tutto il territorio regionale con precipitazioni diffuse, localmente anche moderate. Neve sulle Alpi sopra i 700-900 metri circa. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori notturni attesi invece tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Cielo molto nuvoloso anche su questa regione, con precipitazioni diffuse, localmente moderate e nevose sopra i 700-800 metri di quota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, i valori notturni previsti tra 4 e 8 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo coperto su tutto il territorio con precipitazioni nevose sopra i 400-500 metri, localmente anche a quote più basse.
Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese intorno ai 7 gradi, minime tra 2 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti sud-occidentali deboli o moderati sulle zone costiere e forti da sud al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a InfoTV, lo spazio informativo dedicato alla promozione di enti pubblici e privati, delle aziende e delle attività commerciali del Nord-Est. Vediamo insieme il servizio di oggi. Il lutto è un evento che spesso trova impreparate le persone, non solo per l'inevitabile dolore che ne consegue, ma anche per le molteplici problematiche concrete che ne possono scaturire. Gruppo Mazzini è la società di servizi unica in Italia che, grazie al proprio pool sinergico di consulenti e professionisti interni in rapporto di esclusiva con l'azienda, accompagna con competenze e umanità i congiunti nella gestione delle questioni di natura familiare, legale, economica e fiscale, con il fine di una completa risoluzione delle stesse. La Gruppo Mazzini invece ti dà la possibilità di avere un unico centro d'ascolto, un nostro consulente, il quale preparato ti ascolta la famiglia e intercede e intercetta quelli che sono i professionisti necessari per poter rispondere a questo tipo di esigenza. Con quale finalità? Nel dare un'assistenza a livello di consulenza senza nessun tipo di richiesta economica. Se ci sarà una soluzione verrà preventivamente concordato naturalmente una provvigione, un onorario. Un network di servizi anche dal punto di vista economico che riunisce professionisti in grado di seguire la famiglia che ha avuto un lutto. La Gruppo Mazzini ti dice ti anticipiamo noi, quindi chiaramente c'è una sospensione del pagamento fino alla soluzione del problema. Quindi non solo un aiuto tecnico, non solo un aiuto legale e professionale, ma anche un aiuto economico. Secondo i dati statistici, in media ogni anno sono circa 630.000 le famiglie che si devono confrontare con un lutto e spesso non riescono a trovare servizi adeguati. Volendo realisticamente immaginare il futuro di questa professione, possiamo dire che in Italia esistono circa 3.500 imprese strutturate e non che sono in grado di gestire adeguatamente il servizio funebre per quelle che sono le reali necessità delle famiglie. Il futuro delle imprese funerarie, la casa funeraria è una casa del commiato che offre ai parenti un luogo riservato ed intimo per gli ultimi momenti prima dell'estremo saluto, un luogo che accoglie il defunto e raccoglie il dolore delle famiglie. In Italia si sta diffondendo in molte regioni. Della gestione della casa funeraria se ne è parlato e ragionato in una giornata di studio alla Mazzini SRL, aspetti progettuali in primo piano, ma serve partire anche dall'aspetto legislativo. Speriamo che ci sia anche questa legge che aspettiamo da oltre 30 anni, che uniformi un po' tutta l'Italia, perché qua ogni comune e ogni regione la pensa alla sua maniera, addirittura ancora con delle leggi che sono indietro di 30 anni. E speriamo che venga fuori appunto questa legge che uniformi un po' l'Italia in tutta maniera, che ci sia la possibilità che gli imprenditori possano realizzare una struttura del commiato, una casa funeraria che può aiutare le persone in questo momento di lutto di viverla con un po' più di serenità. Grazie per aver seguito InfoTV, arrivederci alla prossima edizione.